Manuela Manca e Gino Mazzullo ancora una volta al Gremio di Roma. Forse non è proprio una sorpresa perché cantiamo dei classici della nostra Sardegna, Non poto riposare e Deus ti salve Maria. Però la sorpresa è che siamo riusciti dopo tante vicissitudini, il Covid, varie insomma ostacoli, a ritrovarci dopo 4 anni e quindi insomma è una bellissima sorpresa stare insieme tutti quanti e di nuovo rivedersi e cantare. È la musica che ci unisce, proprio il totale proprio, no? Il gremio, ringrazio tantissimo il presidente Masia, il gremio dei Sardi, tutto il suo staff per questa ospitalità che è l'ennesima. Venni qua già nel 2015, mi onorarono con il titolo di Masterchef, quindi vi ringrazio di cuore. Sono qui per presentare il mio libro, Il cuoco dei presidenti e non chiamatemi chef, di cui ne vado orgogliosissimo. Si tratta di un mio lungo viaggio attraverso la Marina Militare e poi la Presidenza della Repubblica. Grazie. Raffaele Riech, uno storico del cinema, però un grande amico del gremio, e oltre ad essere storico del cinema ho raccontato spesso il rapporto tra cinema e cibo e cinema e vino, quindi in qualche modo quando ho saputo della pubblicazione di questo libro di Cazzola sono stato molto orgoglioso e mi ha fatto molto piacere di essere stato chiamato a presentarlo. Cuoco dei Presidenti della Repubblica, con questo suo bel libro, sul quale poi parleremo con lui, assieme a Raffaele Rivieccio, che è Raffaele è uno scrittore, critico storico cinematografico. Con lui da questi ultimi anni presentiamo anche appunto Visioni Sarde, però anche qualcosa che vedere con il cibo, perché ha fatto una trasmissione, ha scritto delle cose per cultura, vino, insomma, non è strano ai buoni piatti, diciamo così. Allora, poi Gino Mazzullo di Cagliari, Gino è un maestro di chitarra classica, per la lettura di alcuni passi del libro di Pietro Cazzola abbiamo qua una giovanissima attrice, Letizia Lena, che è responsabile di un'associazione culturale di Roma che parte fra il maestro di chitarra classica, che è venuto da Cagliari al Gremio per farci sentire e poi questa splendida voce di Manuela. Manuela non è una cantante ufficiale, ma ci avrebbe tutti i titoli per cantare. Adesso io direi di iniziare proprio con il concerto. Cantamos por este
conoscete. Ed è proprio il prologo, è l'inizio del libro, però ci serve per capire il contesto sociale, economico e culturale del suo paese di origine, di Sardegna, della sua famiglia. È in quel contesto che lui ha maturato evidentemente questa vocazione per la cucina e per il viaggio, per lasciare la Sardegna e intraprendere nuovi mondi, per viaggiare verso nuovi mondi e intraprendere nuove conoscenze, nuove relazioni, nuovi ambienti. Ringrazio il team del gremio, ringrazio la Presidenza della Repubblica che mi ha dato questa possibilità e sono felice. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Grazie. La spianata sembra arida. Al centro la chiesetta di Sant'Antonio, vecchia di secoli, e tutto intorno macchia mediterranea. Gli alberi di lentischio sono così antichi che forse ricordano un tempo in cui la chiesa non era stata ancora costruita. Questo è un posto della mia infanzia e nonostante decenni di vita trascorsi altrove, il luogo in cui torna sempre la mia memoria e dove torno sempre io, appena posso. Il racconto che fa della sua vita, della sua famiglia, delle sue cose, c'è tutto Pietro in questo libro, ecco perché penso che sia una cosa unica. Così Raffaele, anche tu. Diciamo, io faccio i complimenti a Pietro perché ho letto questo libro in 3 giorni, diciamo, non solo perché oggi sei stato qui, ma anche perché la lettura è proprio volata, e qui confermo quello che ha detto Antonio, il libro è assolutamente scritto bene, scorrevole ed è un viaggio, diciamo. Un viaggio che in parte è quello che ha fatto nella sua vita Pietro, ma è anche un viaggio che fa il lettore, un viaggio attraverso il gusto, la cucina, però attraverso quello c'è ovviamente la politica, che è quella nazionale, internazionale soprattutto, ma è un viaggio che è esistenziale, che fa secondo me anche il lettore, nel senso che si confronta innanzitutto con una vita tua che penso sia in qualche modo eccezionale, che hanno avuto altre persone in altri campi dell'arte, perché quello che tu racconti qui la considero un'arte nel vero senso della parola, al di fuori del termine un po' banalizzato, si dice l'arte culinaria, no, qui è un'arte espressa ai massimi livelli, che necessita di una continua creazione e di una continua mediazione con situazioni che però sono contingenti, quello che vuole i gusti e le particolarità di un presidente, della sua famiglia o addirittura di una cena di pranzo internazionale. Questo è un libro che io ho voluto scrivere dall'età di 16 anni, quando io nasco come marinaio, insomma. Nasco marinaio, mare, vele, questo era il mio sogno. Ho girato mezzo mondo con le navi della Marina Militare, fra cui l'Americo Vespucci, quindi a 16 anni nel corso alla Maddalena mi venne dato una sorta di diario impelliciato e mi dissero: da oggi devi compilare sto diario. Ci ho scritto H24 tutti i miei pensieri, anche le cose intime, tutto. Fine anno, fine corso, passa l'istruttore, dice: mi devi dare il tuo diario. Come il mio diario? Sì, mi devi dare il tuo diario perché sarà una valutazione da parte dello psicologo. No, ho detto, ma io ho scritto anche cose intime, diavoli. Ce lo dai, è così. Da allora ho iniziato a scrivere diari, ancora diari, tuttora, anche ieri sera una cena del signor Presidente, dietro il menù scrivo gli appunti, quello che secondo me è andato bene, che ho
potevo fare meglio, eccetera. Però mi è sempre piaciuto scrivere. Ricordo che mia moglie scrivevo 20 lettere quando ero in America da Vespucci e lei mi rispondeva con mezza paginetta. Oppure scrivevo 120 cartoline a tutti i miei parenti, magari non mi rispondeva nessuno. Quella primavera fu per me all'insegna della rinascita, perché il 17 aprile arrivò in famiglia la mia adorata nipote Matilde, figlia di Alessandra. La sua nascita mi colmò di voglia di amare, di spupazzarla e di trascorrere insieme a lei tutto quel tempo che non avevo dedicato alle mie figlie, perché ero troppo preso a inseguire i miei sogni. Chiesi subito qualche giorno di vacanza per starle vicino e poi trascorsi un lungo agosto con loro, la mia bellissima nipotina e la mia famiglia. Quella volta non avevo nessuna fretta di tornare al lavoro. Al mio rientro a settembre mi aspettava un'altra grandissima sorpresa, stavolta sul fronte professionale. Ero stato insignito del premio L'isola che c'è e nominato Master Chef del Gremio dei Sardi, associazione di promozione sociale e culturale con sede a Roma. Io ho preso questa che era in cucina, l'ho mandata a mio fratello in Sardegna dalle foto e gli ho detto: senti, mi devi fare una chitarra che la voglio regalare alla signora. Sotto casa c'era un pero selvatico e mio fratello con queste foto mi ha fatto questa chitarra. Praticamente sopra viene adagiata un pezzo di pasta fresca, si chiama pettele, poi si fa pressione col mattarello e sotto escono degli spaghetti quadrati, diciamo, maccheroni con la chitarra, e vengono abbinati a vari ragù che possono essere di carne oppure di funghi. E la signora Ciampi adorava particolarmente. Lei mi trasmise anche la passione per tirare la pasta fresca. Con lei parlavo molto, con lei, con loro, con i Ciampi mi sentivo veramente in famiglia. E un aneddoto voglio fare. No, dico, e com'è che di nuovo tu hai questa chitarra? Quando andò via mi chiamò l'ultimo giorno, mi disse: senti Pietro, questa chitarra te la ridò, perché adesso che morirò io, prendono dei miei figli, non sa dargli neanche il giusto valore, quindi prendila a te, magari di divertirti anche con le nipotine a casa tua a fare questi maccheroni con la chitarra, e quindi mi dono questo. Con lei, dicevo, parlavo tantissimo e un giorno gli raccontai a bordo del Vespucci, questa la racconto a tutti perché è carina. C'era un ragazzino, tutte le mattine mi passava davanti alla mensa. Noi in menù avevamo sempre per i marinai cotolette alla milanese e patatine fritte, succo di frutta. Tutte le mattine diceva: Carcazzola, è possibile avere un pezzo di cotoletta? Ho detto: certo, passaggi al pezzo di cotoletta. Insomma, 9 mesi, tutte le mattine. Un giorno prendo un pezzo di cartone, questo da imballaggi, la ritaglio, quello bello alto, lo metto a bagno nell'uovo, lo pano, pane parmigiano, lo friggo e con una certa ora passa il ragazzo, dopo cazzo, pronta, oggi è pronta. Inizia a tagliare questa cotoletta e dopo cazzo, proprio quella che fa mia mamma, di vitello, si sente che è morbidissimo. E alla sera Ciampi che le rideva, diceva: ecco, fritto e buono tutto, insomma. A bordo era prevista una serata dedicata al Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, e alle rappresentanze ministeriali con le alte cariche civili e militari. Avvertivo tantissima tensione, ma ormai, grazie all'aiuto dei miei ragazzi, mi sentivo preparato e fiducioso nei nostri mezzi. Come al solito avevo allestito il buffet con una piccola presentazione di ghiottoneria isolane. Alla Capitaneria di Porto avevo chiesto la cortesia di darmi uno spazio per arrostire un bel maialetto che avevamo caricato a Cagliari. Lo avevo poi adagiato su vassoi di sughero, sopra un letto di rami di mirto e decorato con grossi limoni tagliati a metà, con al centro una ciliegia Fabbri.
Accanto avevo predisposto una fontana di prosciutto sardo, una cosa che adesso verrebbe considerata un po' vintage, ma che al tempo andava molto di moda. Il mio buffet deve aver colpito il presidente, perché dopo il pasto Cossiga e il suo staff vollero sapere dal comandante chi lo avesse preparato, tanto che mi mandarono a chiamare. Mi aspettavano sul cassero, nella zona a poppa della nave, e mi accolsero con molti complimenti e domande. A quanto pare ciò che li aveva affascinati in particolare era appunto quell'angolo dedicato alla Sardegna. Cossiga mi chiese da dove venissi e io, orgogliosissimo, risposi: da Trieri, in provincia di Nuoro. Mi disse che conosceva molto bene la zona perché c'era stato varie volte. E lì, su 2 piedi, mi propose di seguirlo in presidenza per far parte del suo staff di cuochi al Quirinale. A me, figlio e ospite in terra straniera, di conforto sei e di riparo, antica lingua dell'isola natia, perché mi dai ricordi mai sopiti e memorie che non posso dimenticare, perché mi poni nel viso una scintilla e mi riporti, ragazzo, al paese mio, quando ansioso e contento cercavo giorni futuri, chiari e luminosi. Tu, fontana grande sei di poesia, in questo tribolato mondo di oggi, sei canto dolce e soave armonia, e con desiderio ti accarezzo come un fiore, quando nelle labbra mi germoglia qualche verso di malinconia bagnato ed amore. Allora all'istante, con occhi spalancati di allegria, presto mi incendio di fuoco, con fierezza, per quelle buone radici che mi ha dato la tua eterna, graziosa gentilezza.